Le tegnue sottomarine in pericolo. La zona di tutela biologica è da mesi senza finanziamenti per la guardiania e così ancore e pesca a strascico, nonché il massiccio abbandono di immondizia, stanno distruggendo i tesori subacquei. A lanciare l'allarme è l'associazione Tegnue Onlus di Chioggia, che chiede controlli più intensi, ma la capitaneria non ha soldi e si limita alle emergenze. Dopo il successo della prima edizione torna a Dolo Giardini e Rose, la manifestazione dedicata al florovivaismo e alle piante, settore che solo in Riviera del Brenta conta oltre 600 addetti. Si svolgerà il 1° maggio e al mattino proporrà un convegno sulla rosa antica in Villa Cazzane Martin, al pomeriggio regata in gondola a 2 remi e corteo in costume del Settecento. Una giornata di lutto cittadino il 9 o il 15 maggio per protestare contro i tagli ai comuni e la nuova Tares. È la proposta shock del sindaco di Silea Silvano Piazza. L'idea è già stata condivisa dai sindaci di Resana, Zero Branco, Villorba e Scorzè. Nella giornata di lutto simbolico i sindaci si presenteranno con le fasce listate a lutto e i negozi abbasseranno le serrande. Tazzina anticrisi al bar della Casa di Riposo di Vittorio Veneto. All'Istituto Cesana Malanotti un caffè costa soltanto 50 centesimi e un croissant 70, una scelta low cost che in questi giorni si sta diffondendo un po' ovunque in Italia. Il bar è aperto tutti i giorni, sabati e domeniche compresi, ed è a disposizione dell'intera cittadinanza, non solo di anziani, familiari e operatori. Il comune di Legnaro si attiva per una presa di coscienza sull'eutanasia. In municipio è possibile aderire alla raccolta firme per la proposta di legge sul rifiuto dei trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia. I cittadini interessati possono sottoscrivere la proposta di legge recandosi presso gli uffici del settore affari generali durante gli orari di apertura al pubblico. Operazione trasparenza della Polizia Municipale di Padova. Fino a sabato 4 maggio i telelaser mobili saranno in via Avanzo, via Messico, via Madonna del Rosario, Lungargine Ziani, via Goito, via Sorio, via Sacro Cuore, via Sette Martiri. Oltre alla velocità, i vigili sono impegnati a contrastare chi guida con documenti contraffatti e i camionisti che non rispettano i turni di riposo.